Strade insanguinate, 3 le vittime in poche ore nel Trevigiano, in provincia di Verona e nel Vicentino, 3 vite spezzate in un attimo, da distrazione, viabilità, velocità e tragica fatalità. Ieri sera, intorno alle 21, uno schianto è stato ferale per un motociclista di 45 anni residente a Conegliano, Vittorio Governale. L'incidente è accaduto a Ceneda di Vittorio Veneto. Poco prima delle 21 l'uomo era diretto verso il centro città quando si è scontrato con una Volvo. La macchina, che procedeva in senso opposto, aveva messo la freccia per svoltare a sinistra. I soccorritori del 118 hanno tentato per più di un'ora di rianimare il 45enne, il cui cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in ospedale a Vittorio Veneto. La gente corre molto forte. Succede sempre perché vengono giù spesso anche dal senso unico di là. È già l'alba di oggi e verso le 6:15 sull'autostrada A4 piomba su Verona Est un'altra tragedia, coinvolti 2 mezzi, un camion e un furgone. La vittima è un 56enne che alla guida del Ducato si è scontrato con l'autocarro condotto da un 28enne di Bergamo. Il furgone è sbandato verso la corsia d'emergenza, andando a sbattere anche contro un tir francese in sosta all'interno della banchina autostradale. Il furgone si è rovesciato e il conducente è morto sul colpo. Soltanto una manciata d'ore più tardi la strada si macchia di sangue a Torri di Quartesolo, Vicenza. Verso le 11:30 Renato Gottardo, 84 anni, andava in bici verso Grisignano di Zocco e aveva da poco superato il centro commerciale Le Piramidi. Ad investirlo un'auto che procedeva nello stesso senso di marcia. L'uomo sulla bici non è sopravvissuto al grave trauma cranico.